Ciao a tutti, siamo ancora in emergenza coronavirus, è tornato l'inverno e oggi facciamo una ricetta tipica invernale, accompagnata dal del brodo. Si chiamano passatelli. Per la nostra ricetta abbiamo bisogno di 150 g di parmigiano reggiano, 150 g di pangrattato, 4 uova, 60 g di farina, della noce moscata a piacimento. A questo punto iniziamo col mettere il parmigiano reggiano con il pangrattato, aggiungiamo anche la farina e andiamo a mescolare tutto insieme. Mentre continuiamo a mescolare ci aggiungiamo anche un po' della nostra noce moscata. Il nostro impasto ora è finito, lo avvolgiamo dentro della pellicola e lo mettiamo a riposare in frigorifero per un'oretta circa. Ora il nostro impasto è riposato, noi questo qui andiamo a dividerlo adesso in due parti e ci aiutiamo con uno schiacciapatate. Uno schiacciapatate dai fori larghi, non faremo altro che metterci un pezzo di impasto e andremo a schiacciare. Ora li fate delle dimensioni che volete, dopodiché per staccarli iniziate un po' a lasciarli andare, non aiutatevi subito con una spatola, vi verranno molto meglio. Potete aiutare un po' con una mano. I nostri passatelli sono pronti, adesso andiamo a cuocerli per 2-3 minuti nel brodo bollente, poi dopodiché decidiamo se servirli direttamente così col brodo oppure scolarli e servirli con un sugo di pesce.